Heather McPallister. Rispetto agli approfondimenti d'indagine indicati dal presidente della sezione GIP di Trieste, Luigi Dainotti, ritenuti necessari per la definizione del caso giudiziario riguardante la signora Liliana Resinovic, è funzionale la disposta iscrizione a carico di ignoti dell'ulteriore reato di omicidio volontario. Lo scrive in una nota il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Questo ufficio procederà all'esecuzione delle articolari attività indicate dal GIP con la stessa determinazione e attenzione profuse fin dall'inizio della vicenda, allo scopo di chiarire per quanto possibile tutte le circostanze del fatto, di individuare tutti gli ipotizzabili reati commessi in danno alla signora Resinovic e, se la sussistenza di tali reati risulterà confermata dagli esiti delle investigazioni suppletive, di identificarne gli autori. Questo ufficio si avverrà ancora dell'ausilio della squadra mobile della Questura di Trieste e individuerà con cura gli idonei specialisti cui affidare le svariate e complicate attività consulenziali indicate dal giudice. Lo scrivente si augura che il provvedimento emesso dal GIP contribuisca a mantenere d'ora in poi la vicenda entro gli stretti binari istituzionali dell'investigazione giudiziaria, senza le indebite incursioni troppe volte compiute in passato nell'effimero mondo dei social media e dei talk show. E così il GIP Luigi Dainotti ha accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione presentata dai legali che tutelano i familiari della vittima. L'ipotesi di reato è quella di omicidio volontario. Finora, invece, il fascicolo era aperto per sequestro di persona. Il giudice ha disposto, in 25 punti, nuove indagini, approfondimenti e consulenze in merito al caso di Liliana Resinovic. Interpellato a caldo sulla decisione del GIP, il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, ha dichiarato senza aver ancora preso visione delle disposizioni del GIP, bene che si ritenga di dover indagare ulteriormente. Ma quello che mi disturberebbe, da un punto di vista emotivo, è un'eventuale riesumazione del cadavere di Liliana. Nuova consulenza medico-legale con, se utile, riesumazione del cadavere, analisi di tutti gli account in uso a Liliana e di numerosi dispositivi digitali, verifica delle celle telefoniche dell'area del ritrovamento e analisi del traffico telefonico. Analisi di tutti i dispositivi telefonici e account in uso alle persone vicine alla vittima, in particolare il marito Sebastiano Visentin e l'amico con il quale forse sarebbe andata a vivere, Claudio Sterpin. Sono alcuni dei 25 punti che il GIP Luigi Dainotti indica come approfondimenti e consulenze da effettuare nell'ambito di questa seconda fase di indagine. Tra l'altro il giudice chiede anche di effettuare un raffronto tra i DNA rinvenuti sulla bottiglietta e sugli slip di Liliana con il profilo genetico di varie persone attenzionate nelle indagini, Visentin, Sterpin, Fulvio Colavero. L'uomo che ha dato l'allarme sui social della scomparsa, Pier Giorgio Visentin, figlio di Sebastiano. Il giudice inoltre ordina di effettuare esami comparativi tra l'impronta guantata e i guanti utilizzati dagli operatori per accertare o escludere l'intervento di terzi sui sacchi nei quali era chiuso il cadavere e di comparare la stessa impronta guantata con il guanto trovato nei pressi del corpo. Andranno inoltre escusse varie persone in merito al ritrovamento della fede di Liliana e in merito alla disponibilità di somme contanti nell'abitazione della vittima e di suo marito. Per quanto riguarda la consulenza medico-legale, questa dovrà accertare le lesività riscontrate sul cadavere e verificare la fondatezza dell'ipotesi del congelamento o del raffreddamento del cadavere, individuando se possibile l'epoca della morte e inquadrando le circostanze del decesso. De Nicolo spesso ha attaccato social e trasmissioni TV, però bisogna ora andare a dire che molti di noi avevano ragione quando sostenevano che il suicidio fosse molto dubbio, mentre la procura invece andava in quella direzione. Adesso dovrà andare in una direzione diversa e da quello che si legge nei 25 punti sembra una direzione molto promettente. Per cui De Nicolo continui a perseguire quelle trasmissioni che fanno disinformazione o che a volte interferiscono con i fatti. Oltretutto nel caso di Quarto Grado loro avevano addirittura anticipato che i corridoi parlavano di archiviazione. Questo perché a Trieste qualcuno, vicino anche al caso, telefonava a destra e a manca anticipando ciò.